Ciao, napoletani e amanti del calcio. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, non perdere altro tempo. Clicca sul pulsante iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessuna delle novità più interessanti del Napoli. E se ti piacciono i nostri contenuti, lascia un mi piace per aiutarci a continuare a fornirti i migliori aggiornamenti. Andiamo al dunque. Il Napoli ha delle fresche novità per te, e io ti ho portato tutto quello che devi sapere per rimanere sempre aggiornato sulla nostra squadra. Gli ultimi giorni sono stati impegnativi per il Napoli. Antonio Conte, il nostro allenatore, rimane calmo e fiducioso mentre la squadra affronta un periodo difficile. Con alcuni giocatori ancora impegnati nelle rispettive nazionali, la rosa è un po' carente. Ma questo non scoraggia Conte, concentrato sulla prossima trasferta contro il Cagliari. Per chi non lo sapesse, il Cagliari sta attraversando un momento difficile. Dopo la partenza di Claudio Ranieri, il club sardo non ha ancora ottenuto una vittoria in 3 partite in questa stagione. È un'occasione a cui il Napoli non può lasciarsi sfuggire, soprattutto visto il lavoro che Conte sta facendo per affinare la rosa. L'allenatore è particolarmente entusiasta delle potenzialità della squadra, che continua a lavorare per soddisfare tutte le sue richieste. C'è però un'area che necessita ancora di attenzione, l'ala destra del centrocampo. Al momento, con la retrocessione di Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi è l'unico disponibile a ricoprire questo incarico, e la squadra sta cercando una soluzione per rinforzare questo settore. Dietro le quinte, il DS Cristiano Giuntoli sta intensificando gli sforzi per inserire un nuovo giocatore. La grande attesa è per l'acquisto di Eric Junior Dina e Bimbe, dall'Eintracht Francoforte. Questo giovane giocatore francese si è fatto notare per le sue qualità e potrebbe portare un grande rinforzo alla nostra squadra. Insomma, il Napoli sta attraversando un periodo di assestamento, ma con Antonio Conte alla guida abbiamo buone ragioni per essere ottimisti. La partita contro il Cagliari sarà un'ottima occasione per dimostrare la nostra forza e, chissà, conquistare la prima vittoria stagionale. Nel frattempo, la squadra continua a lavorare per colmare il gap sulla fascia destra e speriamo che l'arrivo di Eric Junior Dina e Bimbe possa diventare presto realtà. Se ti è piaciuto questo video e desideri altre notizie e approfondimenti sul Napoli, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Questo aiuta molto a mantenere il nostro lavoro e a offrirti più contenuti di qualità. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.